Doveva essere una sorta di vacanza di Pasqua a casa di un amico in viale Stazione a Montecchio Maggiore, nonostante le misure restrittive dettate dalla pandemia. 39 anni lei, 42 lui, entrambi di Vicenza, da tempo una vita fatta di litigi, una separazione e poi il ritorno assieme, ma sempre con problemi. La sera di martedì l'amico esce di casa, l'occasione per l'ennesima discussione, ma questa volta finisce nel sangue. Sono passate le 7 di sera quando al primo piano di questa palazzina il litigio tra la coppia arriva all'epilogo. La donna viene colpita all'addome con un coltello da cucina. La 39enne sanguinante riesce ad uscire dall'abitazione e a chiamare il 118 quando si accascia a terra nell'androne del palazzo. Sono momenti concitati ed accorrere subito è la moglie del titolare della macelleria di fronte al palazzo. Ha visto una signora cacciata a terra che si lamentava e gli ha detto di stare tranquilla che arrivavano i soccorsi subito. Inequivocabili le parole della donna a terra che si tiene il ventre. Se non mi ha coltellato. Affacciato alla finestra il marito ripete di non essere stato lui a colpirla ma che lei soffre di atti di autolesionismo. La via in un attimo si riempie tra soccorsi e carabinieri. Ho visto arrivare i carabinieri e l'ambulanza, sono andati sull'atrio a prendere questa ferita. Non so. La donna, trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, viene operata d'urgenza per la profonda ferita all'addome che solo miracolosamente non ha leso organi vitali. I militari intanto, saliti nell'appartamento, rinvengono e sequestrano il coltello da cucina utilizzato con una lama di 20 cm, sporco ancora di sangue. Posto sotto sequestro anche lo stesso appartamento. Il 42enne, con il proprietario dell'immobile nel frattempo rientrato, veniva portato in caserma, dove in tarda serata è stato confermato l'arresto del marito con l'accusa di tentato omicidio aggravato e trasferito poi in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida.